Beh, è un momento in cui tutte quante le associazioni si mostrano, tutte le associazioni a tutti i cittadini di San Fior. È un momento per, diciamo, di aggregazione, perché San Fior, un comune di 7.000 anime, ha 45 associazioni e spesso una non sa che esiste l'altra, quindi è giusto che si conoscano, che si frequentino e che partecipino l'un l'altra alle attività. E poi diciamo che è un momento importantissimo secondo noi perché ci sono delle attività che vengono messe in atto dai più anziani, se vogliamo, per far sì che le nuove generazioni conoscano, vengano a conoscenza di come si viveva una volta, perché ci sono delle attività che poi potrete vedere negli stand che i giovani della scuola materna o della scuola primaria o anche delle medie non sanno che esistessero. L'assessore all'associazionismo e tutti quanti i volontari che, per dire il vero, sono mesi che sono impegnati, e poi magari succede come l'anno scorso dove si organizza tutto e questo giorno piove e quindi va in malora tutto il lavoro. Quest'anno siamo fortunati, la giornata è fantastica, per cui tutti quanti vedo che si stanno divertendo, insomma, l'obiettivo è raggiunto. Ecco, credo che tutti quanti, anche i comuni di piccola entità come noi, dovrebbero fare di questi momenti, e tanti lo fanno, proprio perché non si può dimenticare da dove provenga la nostra generazione o le generazioni che hanno permesso a questo paese poi di crescere, insomma. Sappiamo che il territorio è supportato dal volontariato. Noi, quando abbiamo il volontariato all'interno dei nostri comuni, quei budget molto risicati che abbiamo, riusciamo a sostenere queste attività che fanno rete nel nostro territorio. È un momento di aggregazione dove la gente passa una domenica, si conoscono nelle attività, discipline sportive e quant'altro, e si cerca di passare una domenica in compagnia. Secondo me l'associazione in un territorio è determinante. Io ho il mio secondo mandato, dico che se non avessi le associazioni sarebbe una gran fatica a fare delle attività. Fate conto che questa mattina alle 7 eravamo qui in 20 persone per incominciare a allestire questa giornata, e vi dico, se mancano questi supporti non si fa nulla. Riscoprire le nostre origini ci aiuta di essere più consapevoli di quello che siamo oggi, e proprio in questa direzione abbiamo lavorato in questi 4 anni, soprattutto cercando di fare 4 pubblicazioni. Una sarà di prossima uscita in primavera proprio su questo territorio. Le prime 3 sono state proprio alla ricerca di quelle che erano le origini, su personaggi famosi. Qui siamo nella scuola Sebastiano Barozzi e allora abbiamo incaricato il professor Galletti di capire chi era Sebastiano Barozzi e perché San Fior ha una scuola dedicata a lui. Così abbiamo la chiesa di Castello Roganzuolo che ospitava la cima, la Pala del Tiziano, e invece San Fior abbiamo la Pala del Cima, e in questa direzione abbiamo editato 2 libri, appunto una sulla chiesa monumentale di Castello Roganzuolo e il suo inserimento, e ugualmente abbiamo fatto per la chiesa di San Fior. L'ultimo libro che uscirà questa primavera invece avrà l'obiettivo di unire un pochino le bellezze paesaggistiche che noi non siamo abbastanza consapevoli. Passeggiamo, corriamo per un territorio senza fermarci e renderci conto e riuscirci a meravigliare delle cose belle, che sono così belle proprio quello che sono stati i nostri nonni e erano i nostri lavori. Beh, io credo che sia un punto di ritrovo, un momento per capire quelle che sono le offerte che il nostro comune, la nostra realtà offre alle famiglie e a tutti i ragazzi per poter partecipare e essere attivi in qualsiasi attività sportiva piuttosto che sociale nel nostro comune. C'è sempre qualcosa allo studio, pensiamo sempre e continuamente di fare delle progettualità. È chiaro che diciamo, questa chiude un po' quella che è la stagione delle manifestazioni, per cui poi parleremo fra poco avremo la stagione teatrale, ma al di là di questo che riguarda le famiglie avremo la primavera sanfiorese che inizia come ogni anno a marzo e arriva fino a fine anno, per cui è un momento che dura diversi mesi ma che ogni stagione offre delle progettualità, insomma. In quest'area qui sono stati
stati investiti per 2 anni consecutivi sulla scuola, oltre all'ampliamento fatto prima, oltre all'arcostruttura, sono stati realizzati gli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica, alleggerimento sismico, ovvero il tetto, e sono stati tolti i coppi in cemento per alleggerire la struttura, è stato realizzato il cappotto sia sulla palestra che sulla scuola media e sono stati cambiati tutti i serramenti. Sono investimenti per circa 750.000 euro, molto importanti, che coniugano l'efficienza energetica e il comfort degli alunni. Abbiamo investito molto su quest'area perché crediamo nei giovani e crediamo anche nel rispetto dell'ambiente. Finita la sagra e finite queste manifestazioni, partiremo con la messa in sicurezza anche della viabilità di quest'area, realizzando una pista ciclabile che si collega a tutte le altre e la messa in sicurezza di tutti i parcheggi, che non saranno più a spina di pesce ma saranno in linea, in modo da proteggere i pedoni. Sarà asfaltato anche il parcheggio e messo in sicurezza anche dal punto di vista idraulico. Sarà la realizzazione dei nuovi parcheggi e la messa in sicurezza della viabilità e dell'arrivo dei pedoni. Infatti adesso abbiamo già una zona pedonale la mattina dalle 8 meno un quarto alle 8 e un quarto, sia per il rispetto del piedibus sia per un'educazione civica al rispetto dell'ambiente. In più realizzeremo questa pista ciclabile che va a collegarsi, grazie a un contributo regionale, alle altre piste ciclabili e ci consentirà anche la messa in sicurezza idraulica. Adesso abbiamo dei problemi con il ristagno dell'acqua qui all'esterno e quindi consolideremo anche quello.